Tappo. Vai. Buongiorno, siamo in ritardo di 5 minuti, normalmente le trasmissioni iniziano puntuali, domani faremo meglio, farò meglio perché la colpa come sempre è mia. Buongiorno a tutti e a tutte le persone, tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, anche i giovanotti. Comincio con un tema che mi sembra utile. Per persone diciamo diversamente particolari, per i bambini autistici. Abbiamo avuto un contatto attraverso il numero 041041, che è il numero collegato a Dime, che è il sito con cui vi invitiamo a tenervi in contatto con noi, anche a farci domande che vi possono sembrare utili per la vostra vita di tutti i giorni, piuttosto che anche vostre sensazioni che poi possono essere condivise con altri. 041041 è il numero, diciamo, più di emergenza, più di problematicità. Poi c'è dentro il sito Dime, che comunque è sempre raccordato a questa cabina di regia, queste vostre segnalazioni, quelle più interessanti, quelle più utili anche per poi prendere provvedimenti o correttivi, vi invitiamo a farlo a questo numero. Noi abbiamo centralizzato tutto, lo dico alle persone che non ci hanno mai visto fino adesso, noi siamo partiti ieri. Abbiamo costituito questa cabina di regia del Comune di Venezia, ma che è di fatto anche della città metropolitana, adesso la allargheremo man mano anche alle presenze con gli altri sindaci, ma insomma l'idea nostra è quella di raccontare a tutti che col provvedimento del governo, che è stato annunciato sabato sera, poi scritto domenica, il governo ha scelto di percorrere un altro step. Ovviamente noi seguiamo in maniera disciplinata tutte le normative che sia il governo che la Regione Veneto hanno dato in tema di salute. Su questo non ci permettiamo di fare ovviamente nessun commento se non quello di assolutamente ubbidire, e per cui come soldati in trincea abbiamo costruito un gabinetto di guerra, perché di questo stiamo parlando. Sono state chiuse per decreto di fatto metà aziende ormai della provincia di Venezia, noi diamo numeri che ovviamente conosciamo, e ci rendiamo conto che molta più gente è stata costretta stavolta a casa, oltre a tutte le persone che ci sono già da diverse settimane. È evidente che questo comporta uno scatto in più di partecipazione e di comunicazione alle persone con cui non possiamo evidentemente stringere le mani o in qualche modo poter dare quelle attenzioni anche personali che davamo prima. Ci sembra doveroso, e abbiamo costruito una cabina di regia dove ci abbiamo messo dentro tutti i dirigenti del comune, tutte le persone che riteniamo utili a seguire i vari servizi essenziali per la città. Ovviamente anche i rappresentanti delle società partecipate, soprattutto quelle di trasporti e del trasporto dei rifiuti, della spazzatura, ma anche delle pulizie e delle disinfestazioni che stiamo facendo da molte settimane in tutta la città, e le stiamo in qualche modo incrementando tutti i giorni. Dicevo, parto da questo fatto, da questa lettera, da questa segnalazione, per la verità, di una mamma di un ragazzo autistico che mi ha scritto segnalandomi la necessità di suo figlio di uscire in qualche momento della giornata per sfogarsi. Mi viene da piangere perché dici, con tutte quante le cose che ci sono, però esiste questa cosa. Allora, noi pensiamo che stare in appartamento tutto il giorno da settimane è difficile per tutti, e ovviamente lo so bene, io veramente vi faccio i complimenti perché siete bravi. La dico così, siete proprio bravi, però bisogna stare a casa. Io in qualche modo ho la fortuna di essere qua dalla mattina alla sera, ma ritengo che sia comunque una fortuna, un onore, non so cosa dire, ma anche il fatto di uscire è evidentemente un tema importante. In questo caso sono particolari le condizioni come l'autismo. Allora noi ci siamo attivati, dopo questa segnalazione mi sono attivato assieme alla nostra cabina, all'assessore Simone Venturini, ci siamo attivati con la Regione e l'azienda con l'ASL per trovare immediatamente una soluzione, perché ovviamente dobbiamo trovare sempre soluzioni giuridiche e ufficiali. Nei prossimi minuti penso che avremo un confronto con la Prefettura, siamo in attesa di una nota di chiarimento da parte delle autorità regionali che dovrebbe arrivare a brevissimo. Siamo convinti che insomma ci mettiamo su una strada di possibilità in qualche modo. Abbiamo comunque concordato con l'ASL il rilascio di una certificazione con la quale in caso di controllo, una certificazione specifica per questo momento, non il fatto che il ragazzo sia autistico, ma che ci sia un'autorizzazione a uscire, l'accompagnatore della persona potrà dimostrare la necessità
di questa passeggiata oppure questa uscita. Questo è chiaro che dovrà essere dato dall'ASL, per cui saranno con loro che dovrete prendere contatti. È sufficiente contattare il servizio disabili dell'ASL e chiederla, per cui in queste ore stiamo cercando di approntare questa possibilità. Nel caso non arrivasse un provvedimento di chiarimento, sono pronto a fare io stesso un provvedimento che dia maggiore garanzia e sicurezza a queste famiglie a cui sono ovviamente estremamente vicino. Perché ecco, domani vi informerò se è stata data questa autorizzazione in queste ore e così poi siete ancora più convinti di poter chiamare l'ASL. Questo lo dico per le famiglie che hanno appunto queste disabilità gravi, questa necessità proprio di qualche momento di aria. E io comincerei per farvi vedere intanto, per fare un po' di immagini, per togliere dal filmato che possiamo andare a mandare in onda adesso, che è stato girato oggi. Abbiamo mandato dei ragazzi dell'ufficio stampa. Tutto quello che facciamo è tutto perfettamente gratuito, insomma stiamo cercando di fare una cosa. Ringrazio ancora Televenezia su cui siamo in diretta per la collaborazione, e poi siamo in diretta in Facebook che poi per cui queste trasmissioni possono essere riviste. Beh, vedete un po' il canale grande, lo dico a tutte le persone che non avranno l'occasione di vederlo. Qui le forze dell'ordine sempre vigili, continuiamo a fare controlli, io poi ho i dati, dopo darò i dati anche della polizia locale. Continuano i servizi in città, il postino, chi consegna i pacchi, chi consegna tutta la merce per rifornire i negozi. Ecco, questa attività al mercato di Rialto del pesce, voglio ringraziarli perché in questo momento qua nessuno ci sta guadagnando niente in questo senso, però è evidente che sono servizi essenziali per la città. Ecco, questo è un battello di Veritas per il trasporto dei rifiuti. Ricordo a tutte le persone che sono in quarantena che non devono fare la differenziata. Chi è in quarantena, poi vi do anche i dati di quante sono a Venezia, vediamo se ce l'ho già qua, il numero dei quarantenati, eccolo qua, ce l'ho qua, il numero dei quarantenati oggi sale, dunque siamo la provincia che ha più persone in quarantena, ecco qua, queste sono alcune, ecco adesso ho ricominciato, queste sono alcune scritte che ci fanno piacere perché evidentemente in una tal situazione tragica, insomma, riusciamo ancora a scherzare, a prenderci in giro, a essere comunque a dare messaggi di positività, di solidarietà. Continuiamo con questo spirito responsabile, cioè ci rendiamo conto, ancora una volta ieri ho detto che quando sarà il momento che abbiamo anche gli elenchi, riusciamo a fare qualcosa di serio, vogliamo omaggiare i nostri defunti, persone a cui i propri cari non sono riusciti neanche a dare un saluto, un ultimo omaggio. È fondamentale anche questa cosa, questo rispetto alle persone, però in questo momento stiamo addirittura noi abbiamo delle linee di forni crematori, in questo momento stiamo dando una mano, diciamo, anche ad alcuni ospedali della Lombardia perché non riescono a fare, diciamo, tutte le cremazioni, per cui la situazione è oggettivamente di aiuto reciproco. Però non ci dimenticheremo di queste persone, avremo modo di tornare indietro, riavvolgere la pellicola per poter, insomma, omaggiare loro e i loro cari. Detto questo e comprendendo che esiste questa cosa, vi do qualche dato. A me sembra comunque importante perché le persone in quarantena dicono dell'alto grado anche di civiltà, di controllo, si chiamano quarantene volontarie che vengono poi, insomma, in qualche modo fiduciarie. E noi alle 8 di questa mattina i soggetti in quarantena in tutta la città metropolitana, cioè nei 44 comuni, sono 3.905 e appunto siamo la provincia del Veneto che ha il maggior numero di persone in quarantena, questo anche a garanzia dell'espansione dell'epidemia, perché attenzione, in quarantena non vuol dire essere malati, vuol dire quarantena fiduciaria e si mettono anche le persone che sono state a contatto con altri contagiati. E ecco, anche su questo noi abbiamo in quarantena totale del Comune di Venezia 1294 persone. Ripeto, nel Comune di Venezia 1294 persone in quarantena, di cui 292 sono i casi positivi. Di queste 1294 abbiamo 292 persone in casi positivi e sono 6 persone in più rispetto a ieri e 1200 contatti, cioè di persone attorno, e sono più 45 persone rispetto al giorno prima, ma questi sono numeri
diciamo fra virgolette positivi perché sono messi in sicurezza. A tutte queste persone, positivi o non positivi, diciamo attenzione che la vostra raccolta della spazzatura non deve essere fatta la differenziata, dovete buttare tutto in un sacchetto dell'indifferenziata, tutto insieme, poi lo chiudete, lo mettete dentro un altro sacchetto, su un secondo sacchetto, queste sono norme che ovviamente c'è da l'ASL, e poi va trasferito, se avete persone in famiglia che non sono in quarantena fiduciaria, saranno loro quelli che vanno a comprarvi da mangiare, eccetera, che portano anche il sacchetto della spazzatura e lo lasciano sui cassonetti dell'indifferenziata, senza nessun problema, perché quella roba lì poi viene compattata, asciugata in Veritas e poi viene bruciata. In questo momento qua noi avevamo usato la centrale dell'Enel, non sarà più così, adesso la portiamo in Lombardia, per fortuna ancora ci accettano, la CSS che è questo. E ecco, anche qua ricordo ancora il numero 041 per difficoltà, domande, eccetera, e anche per vostre osservazioni, insomma, per poi cose, diciamo, di una certa urgenza, per favore. Allora, vediamo un po', vado un po', mi ero fatto una scaletta, beh, possiamo vedere, avevamo un video adesso, che potevamo vedere che era un video che è stato girato stamattina con un autista dell'autobus, volevamo fargli vedere una cosa sui trasporti, che è una delle cose più delicate, più difficili, e la regione ieri, poi ha trasmesso oggi al comune, la proroga di tutti quanti i provvedimenti che ha fatto sul trasporto pubblico, sia di terra che di acqua, su gomma e anche su ferro, per cui l'SMFR, eccetera, e in più anche sui taxi. Ha allungato le 3 disposizioni che aveva fatto di sicurezza fino al 3 aprile, perché queste misure sono state prorogate fino al 3 aprile, per tutto, non so, il gel negli autobus, tutte queste cose sono obbligatorie da me, la sanificazione e così via, è stato tutto prorogato, così lo do anche per i tassisti, eccetera, al 3 di aprile, poi lo trovate nel sito della regione, ci sono tutte le ordinanze, hanno raccolto le 3 ordinanze che avevano fatto in tempi precedenti, hanno raccolto con un'ordinanza adesso nuova. Ecco, io farei partire, se riusciamo, il servizio, che vediamo cosa viene fuori sui trasporti. La città è surreale, devo dire la verità, mai vista così vuota e fa una certa impressione, ecco, speriamo che la cosa si risolva nel più breve tempo possibile, però è una cosa che chiediamo noi tutti, noi effettuiamo un servizio essenziale, però vi chiediamo, se potete, se non dovete muovervi per esigenze comprovate, state a casa, restate a casa. Si chiede solo proprio il minimo essenziale, magari qualche orario, giustamente, perché appunto è un servizio un po' diverso rispetto a una volta, però la gente rispetta comunque le distanze, ha capito anche il discorso che noi la porta davanti l'abbiamo inibita, rispetta anche la distanza con la catenella, perché appunto se anche qualcuno di noi comincia a ammalarsi, comincia veramente a essere anche un problema la mobilità per la città. Mestre è surreale, devo dire la verità, mai vista così vuota, anche nei punti nevralgici come la stazione, l'aeroporto, Piazza Ferretto, mai vista, neanche nel periodo di agosto, diciamo così, proprio una cosa spettrale, ecco. Però è giusto che sia così in questo periodo. Il messaggio che voglio dare è che se restiamo a casa l'emergenza finirà molto prima e quindi tutti potremo tornare alla vita di prima, incontrarci con gli amici, a prendere l'autobus, per andare a cena fuori, a pranzo fuori, anche tra colleghi di lavoro negli uffici. Magari lavorare da casa potrebbe anche essere alla lunga un po' noioso, quindi tornare con i colleghi, ritornare a fare la vita di prima. Quindi se restiamo a casa restiamo fiduciosi per il futuro e cerchiamo di spostarci solo per comprovate esigenze lavorative, di salute, la spesa, eccetera, però stiamo a casa il più possibile, così potremo tornare a fare la vita di prima il prima possibile. Sì, ecco, in occasione voglio ringraziare tutto il personale del gruppo AVM, ACTV, ma anche tutte le altre società del gruppo, perché va detto, lo diciamo ai cittadini, che sono tutti in cassa integrazione al 50% a rotazione, e questo sono accordi che sono stati presi nelle settimane precedenti proprio in virtù anche di tutta questa escalation e di questa
di questa necessità sanitaria da una parte, è vero, perché dovevamo anche ridurre gradatamente proprio la possibilità di movimento delle persone e poi ci sono proprio anche meno necessità. Ma poi bisogna ricordarlo, ci sono il grande problema che non finirà ovviamente dopo soltanto 9 settimane, che sono i turisti che sono completamente spariti dalla città, una città che su questo chiaramente aveva bilanciato molto il proprio sistema di trasporti, in laguna soprattutto, ma poi anche nelle varie strutture, anche in ATVO, insomma. Questi incassi in meno non è che vengano meno, cioè ricominciano il giorno dopo dell'epidemia. Per cui noi crediamo che su questo il governo dovremmo fare noi abbiamo già scritto, abbiamo scritto più volte, i comuni non sono stati considerati, ma insomma si fa sempre tempo, allora dico, c'è bisogno di coprire le società dei trasporti, almeno confermare quello che è il contratto di servizio dell'anno precedente. Certamente queste persone che vi stanno facendo il servizio sono con il 50% della paga piena, l'altro 50% è stato messo in cassa integrazione e per cui prenderanno uno stipendio diminuito. È evidente che anche questo diventerà un ulteriore problema perché non sarà come prima, cioè è evidente che abbiamo bisogno che ci siano delle norme specifiche per poter consentire una continuità aziendale su questo. Ecco, noi faremo sempre più in qualche modo la voce grossa con chi non vuole ascoltare e su questo ecco, sappiano i lavoratori e i cittadini che noi daremo la vita perché questa società resti pubblica e debba restare a servizio della città. Proprio per questo motivo dobbiamo fare bene i conti perché è la società che in questo momento è in assoluto in più difficoltà e per cui bisogna cominciare a pensare che non riusciremo ad avere lo stesso numero di vaporetti, lo stesso numero di treni, lo stesso numero di autobus, parlo per noi, finché non ricomincerà di nuovo la città a vivere a pieno titolo, per cui anche con il turismo che noi immaginiamo sicuramente ricomincerà, ma non immediatamente. Per cui nell'attesa che stiamo pensando, appunto, stiamo immaginando dei piani di operativi per non perdere proprio l'azienda nel suo complesso. Questo, quando qualcuno diceva cosa facevamo, tra le altre cose facciamo anche questo assieme appunto anche ai lavoratori, assieme a tutti i dirigenti facendo i calcoli, però è bene che i cittadini si rendano conto che stiamo affrontando un mondo nuovo, siamo proprio in guerra, questa è la verità. Ecco, anche su questo adesso passiamo a un altro punto che interessa a molte persone, sono le mascherine. Allora, sulle mascherine, io continuo a dire come arrivano, noi le distribuiamo quello che ci danno. Io ho i conti, magari così anche ve li do, ve li leggo, poi questa tabella magari avremo modo anche magari di metterla in chiaro sui nostri siti, in maniera tale che possiamo far vedere a oggi, mettiamo anche la data in cui ci risulta, così uno può controllare, eccetera. Come funziona? Allora, parliamo intanto delle mascherine della Regione Veneto, quelle che la Regione Veneto, il Presidente Zaia ha, secondo me, intelligentemente messo a disposizione perché non c'era niente, non arriva niente da nessuno, quello che troviamo ce lo arrangiamo un po' tutti quanti da soli, eccetera. Nessuno ha fatto niente per nessuno. Questa cosa comunque è positiva, soltanto che sono state dimensionate, poi bisogna produrle, noi abbiamo 800.000 abitanti in città metropolitana, 800.000. A oggi in totale sono state consegnate 281.000 mascherine, queste con la fascia diciamo, di tessuto non tessuto che si attaccano direttamente alle orecchie senza elastico, così. Allora, che non servono, non vanno bene ovviamente per gli operatori, qui servono per i cittadini, che comunque sono in ogni caso importanti e così via. Vengono distribuite prima dalla regione al centro di distribuzione della città metropolitana, che poi lo suddivide in 7 mandamenti, come abbiamo organizzato noi i magazzini, e poi lì i singoli comuni, i sindaci dei comuni capoluogo mandano il proprio personale, tutti i sindaci 44 vanno a prendersi la loro quota. Faccio l'elenco, visto che poi questo video verrà anche registrato, magari uno può andarsi a verificare. A oggi noi abbiamo distribuito in totale, dicevo, 281.350 mascherine, su un totale, diciamo, di popolazione di 853.000, circa un 33%. Però noi distribuiamo quello che ci arriva, non abbiamo la tempistica, ce ne arriva 10, 12, 15.000 al giorno, per cui insomma parliamo di giorni, bisogna avere pazienza, non c'è così va. Noi abbiamo distribuito su una serie di esercizi aperti che abbiamo trovato nei posti più lontani,
siamo poi andati più nel centro, però vanno finite abbastanza rapidamente. Abbiamo fornito le farmacie, ma so che le hanno finite, dando anche disposizione di darne una, massimo due a persona. Abbiamo adesso dato, poi abbiamo dato nelle case anziane, abbiamo cominciato a fornire anche luoghi dove era più utile, adesso stiamo fornendo le parrocchie perché l'obiettivo è che tramite i sacerdoti arrivino alle persone meno abbienti, quelle che hanno anche qualche forse difficoltà in più magari a reperire qualcosa, per cui l'obiettivo è che prima, se riusciamo, forniamo le persone più bisognose, ma continueremo a rifornire. Adesso il prossimo caso ricominceremo con le farmacie, ricominciamo ancora con i vari centri commerciali, con i luoghi commerciali, insomma sui punti aperti. L'abbiamo dato anche nelle edicole di Venezia, nel centro storico, nei tabacchini dove era aperto. È un lavoro che viene fatto dai nostri volontari e questo è il punto delle mascherine. Poi uno dice, dove trovo le mascherine? Purtroppo le mascherine sono poche, non sono sufficienti, bisogna avere pazienza. Speriamo che nel frattempo noi ci stiamo attivando per fare ordinativi in Cina e abbiamo già avuto qualche fornitura appunto all'inizio maggio dalla società di Suzhou, dalla città di Suzhou, con cui siamo diciamo in gemellaggio da molti anni, grazie alla dottoressa Fincato, ad altre persone che adesso non so ricordarle tutte, ma insomma aiuti veri. E abbiamo cominciato anche a ordinare, abbiamo cominciato ad avere le prime ordinativi a pagamento che abbiamo dato a Veritas, abbiamo dato alla VM, li diamo alle case per anziani, dove ci sono gli operatori, li abbiamo dati anche al mercato del pesce, al mercato dell'ortofrutta, ai grossisti, cioè per mandare avanti i servizi essenziali della città, perché quelli proprio devono avere. E continueremo a agire così, adesso stiamo pensando di fare un ordine più grosso, abbiamo paura che pagando prima, poi magari abbiamo preso anche, cioè fino adesso non abbiamo preso fregature, ma insomma bisogna stare molto attenti di questi tempi, per cui ecco questo è il senso. Vi do i numeri per fare una relazione, per carità, comune per comune, visto che poi ci guardano anche altri, di quante ne sono state consegnate. A Danone Veneto, perché le abbiamo consegnate in maniera assolutamente proporzionale, cioè a Danone Veneto 3.800 persone di popolazione, 1.300, a Campagna Lupia 7.254, adesso evito di dire quanti sono le persone, ma insomma 2.003, a Campolongo Maggiore 3.006, a Camponogara 4.004 mascherine consegnate. E poi ogni comune si è organizzato a modo suo per consegnarle. Nei comuni molto piccoli o più piccoli sono riusciti con un'azione di volontariato prendono la mascherina o le due mascherine da un bordo, le infilano su un sacchetto del pane, mi dicono, e le hanno portate casa per casa. Però un conto è fare un lavoro così su un piccolo gruppo, un piccolo numero, ma diversamente farlo in una città dove ci sono condomini, dove ci sono luoghi francamente che non si sa se siano neanche abitati o meno, si rischia veramente di portare ancora più confusione. Poi il rischio è anche che magari girano per le case soggetti facendo finta di consegnare le mascherine che magari potrebbero essere anche persone di cui non siamo certi dell'integrità, per cui è meglio che facciamo un'attività dove le persone vadano eventualmente a prendersele, anche perché sentendo il governo, insomma, sembra che arrivino milioni di mascherine, avremo mascherine per il resto della vita. Io vi dico, stiamo facendo quello che possiamo e grazie anche ai volontari, insomma. Poi ogni comune, ripeto, si organizza per la distribuzione come crede. A Camponogara dicevo 4.004, a Caule 3.008, a Cavallino Treporti 4.004, a Cavarzere 4.007, a Ceggia 2.000, a Chioggia 16.004, a Cinto Camaggiore 1.150, a Cona 1.100, Concordia Sagittaria 3.450, a Dolo 5.050, a Eraclea 4.050, a Fiesso d'Artico 2.750, a Fossalta di Piave 1.350, a Fossalta di Portogruaro 2.000, a Fossò 2.003, a Gruaro 1.000, a Jesolo 8.004, a Marcon 5.550, a Martellago 7.050, a Meolo 2.150. Se qualcuno si è inserito adesso, stiamo contando le mascherine che abbiamo consegnato fino ad oggi nei vari comuni, non sono cose. Mira 12.650, Mirano 8.950, Musile di Piave 3.008, a Noale 5.250, Noventa di Piave 2.003, a Pianiga 4.050, Portogruaro 8.250, a Pramaggiore
1150, a Quarto d'Altino 2750, a Salzano 4300, a San Donà di Piave 13006, San Michele al Tagliamento 3950, San Stino di Livenza 5250, Santa Maria di Sala 4008, Scorzè 6250, Spinea 9050, Stra 2006, Teglio Veneto 850, Torre di Mosto 1550, Venezia 85.900, Vigonovo 3.400, per un totale di 281.350, che è il 33% di 853.338 che sono gli abitanti della città metropolitana. Ecco, poi un messaggio per i bambini. Cambio argomento. Un messaggio per i bambini. Allora, il settore cultura, noi continuiamo a mantenere viva l'attività e da lunedì al venerdì alle 15:30 ci sono le storielle animate dalla biblioteca della Vez Junior di Mestre. Se volete, basta che vi collegate con il sito del profilo Facebook del settore cultura del Comune di Venezia. Dentro, di fatto, a Dime trovate tutto, per cui riuscite a trovare i collegamenti. E potete trovare anche queste storielle animate. Ecco, noi adesso cominceremo anche a diffondere, tramite questa trasmissione, tutte le azioni che già il Comune fa e che stiamo implementando sempre di più, almeno in queste settimane, per riuscire ad avere un contatto delle attività. L'idea mia è che dobbiamo riuscire a fare programmi interattivi, cioè dove i ragazzi, i giovani si possono trovare su delle chat, e per cui adesso faremo delle prove. Oggi abbiamo fatto una riunione, eravamo circa in 40 della cabina di regia, tutti quanti in rete, abbiamo scaricato dei programmi, insomma ci stiamo anche educando a questo nuovo modo di vivere. Insomma, all'inizio si fa un po' di confusione, si è un po' così, però poi può essere divertente. Per cui pensiamo adesso, io vi dico, ci sono alcune iniziative che già si fanno, però l'idea è quella di fare delle riunioni, pensavo, non so, perché adesso bisogna vedere a quanto la rete riesce a reggere, no? Però magari domani lanciamo 2 o 3 temi, 2 o 3 gruppi, non so, bambini più piccoli, bambini, ragazzi, e non so, e anziani, faccio un esempio, e ci diamo un appuntamento dove col sindaco, 100 persone, parliamo di un tema. Anche perché noi crediamo che nelle case in questo momento, ed è anche il motivo che sto qua a fare, oltre che informazione, cerco anche un po' di parlare con le persone per tranquillizzarle un po', capendo che è difficile stare a casa, è ovvio, però bisogna tenere duro perché è fondamentale, ha detto anche l'autista adesso prima. Però ecco, bisogna anche stare attenti a tenersi su, non stare in letto tutto il giorno, perché si perde la cognizione dello spazio e del tempo. Tenersi in ordine, continuare a tenersi in ordine, tenersi attivi, che non vuol dire lavorare solo su internet, perché è il problema della relazione, che poi i ragazzi giocano e non si sa se sono giochi più o meno violenti o che, cioè riuscire magari a trovare dei momenti, parliamo il comune non è che può fare la televisione, facciamo magari dei momenti, se riusciamo, di condivisione di esperienze. Ecco perché rinnovo il tema là del disegno per i bambini, no? Dopo facciamo vedere la prima arrivata, la facciamo fra un attimo, ma la prima che ci ha inviato il disegno non abbiamo fatto nessuna cernita, la prima, per raccontare, perché è ancora aperto questo concorso, adesso lo ripeto, però l'idea, lo dico ai genitori, insomma dai, le persone che mi stanno ascoltando, è quella di tenere un contatto, cioè fare in modo che le persone possano parlarsi, possono vedersi, anche tra estranei, fra virgolette, perché poi è chiaro che la rete amicale e familiare c'è, però ci sono le persone che magari sono un po' più sole, qualcuno che per motivi logistici non riesce a parlare con gli amichetti, eccetera. Cerchiamo anche tramite questi canali, per cui se facciamo la diretta, facciamo questa cosa, poi con la telecamera riprendiamo, per cui sono, ma so, dico io, 50 persone che si parlano un po' a turno, vedremo come fare, ma gli altri che ascoltano in qualche modo, e poi ti vedi tra di noi, cioè tra gente che abita qui, per cui sarà bello conoscerci adesso sulla rete o in televisione e poi magari ci ritroviamo per la strada fra qualche giorno, fra 1 o 2 settimane, speriamo che passi presto a sto momento, insomma, ecco. Ho detto che ci sono queste storie della Vez, c'è un altro programma, un altro, diciamo, lavoro che sta facendo Danze in Famiglia con Isa dalle 11 del lunedì, mercoledì e venerdì. Anche qua trovate queste informazioni sul sito poi del comune
e la parte culturale. Quello che non riuscite a trovare, le domande di chiarimento, ce le fate anche soprattutto su Dime, ci sono proprio degli spazi apposta per scriverci o per darci dei consigli che poi gireremo. Finalmente siamo tutti a casa, così controlliamo la qualità di quello che facciamo. Certo, noi non siamo chissà che cosa, ma magari dimostriamo che invece anche nel nostro piccolo, a livello territoriale, si possono fare grandi cose, belle cose. Poi ci sono letture teatrali, a casa con Susi, questa, ogni martedì, giovedì e sabato, alla mattina alle 11. Anche qua trovate su Facebook tutti quanti gli indirizzi per vedere queste cose. Ecco, adesso vediamo se è possibile, raccontiamo che il primo disegno è arrivato da Sofia ed è quel famoso concorso che abbiamo lanciato ieri, che resta ancora valido, per cui ai bambini diciamo fateceli avere, che è il concorso disegna o racconta il tuo sport preferito. Ecco, questo è il primo disegno che è arrivato, tra l'altro anche pregevole perché non è facile disegnare un corpo umano in movimento, per cui Sofia sei stata veramente brava e vuol dire che ami proprio la ginnastica, questo è evidente, brava, e adesso aspettiamo tutti quanti gli altri perché poi faremo una grande cenita. L'idea poi è che tutte queste esperienze, alla fine, quando sarà finita avremo forse un po' più tempo, le raccoglieremo su una pubblicazione generale, faremo proprio una raccolta di tutto quello che ci siamo, cioè resterà la storia, tutto quello che, e per cui vorremmo che voi, tutti voi, mamme, papà, eccetera, con racconti, con idee, scriveste, segnalaste, scriveste la poesia, fate una fotografia, fate qualcosa che segnala la vostra famiglia, la vostra presenza in questo momento particolare della nostra città, veramente del pianeta, per dirla tutta. Ecco, anche qui ricordo che c'è sia la parte del disegno, questa è proprio un disegno a matita molto bello veramente, ma ci può essere anche una pittura più astratta, sempre che racconta lo sport, ma oppure è anche un racconto, perché uno può fare anche un racconto, e per racconto può essere un racconto di una storia, può essere un racconto di una propria esperienza personale, nei rapporti con lo sport intendo, per come lui vede lo sport, non è che deve averlo vissuto per forza, può essere anche un appassionato, ma può essere anche un racconto ironico, può essere anche una critica allo sport, oppure una sollecitazione, può essere una filastrocca, possono esserci tante cose per raccontare lo sport e così facciamo un po' di ginnastica così anche come fantasia, ecco, questo qua era un po'. Sui quarantenati ho detto, sul rifiuto secco qualcosa ho detto, ecco, noi avevamo, mi sembra, poi ho i controlli che adesso ne faccio, sì. Allora, ecco, diamo qualche informazione di servizio e poi faccio le ultime due cose, che sono questa e questa. Allora, c'è una segnalazione che per fortuna avevamo già avuto, ma la dico perché ci è arrivata, di presenza di rifiuti, ne avevo già parlato anche ieri, che ci sono, siccome abbiamo chiuso i centri per motivi di sicurezza sanitaria, non perché ci siamo fatti noi le fisi, abbiamo chiuso i centri di raccolta, ho chiesto teneteli a casa i rifiuti ingombranti o le altre cose, non lasciateli in giro, cioè in questo momento qua siamo tutti sotto pressione, abbiamo le squadre che abbiamo dedicato più alla disinfestazione eccetera, per favore, veramente una cortesia, cioè non è fare i furbi, aspettate un attimo e poi li buttiamo nei centri che andremo a riaprire, non sono chiusi così, sono chiusi per un problema sanitario, se poi voi le mutate, qualcuno purtroppo maleducato, ma in questo caso mascalzone, lascia dei rifiuti in giro, vuol dire proprio se ne frega della collettività. Comunque sono stati segnalati appunto la presenza di rifiuti in via Trieste, in via Pasini a Marghera, e vorremmo comunicare pubblicamente che lo sapevamo, che stiamo già agendo, e che da domani i rifiuti, quelli di via Pasini, che è l'area delle vaschette a Marghera, verrà fatto da domani uno sfalcio dell'erba, la rimozione degli ingombranti, e gli ingombranti verranno accatastati lì in parte perché non abbiamo i centri chiusi in questo momento, però ecco, andremo già a pulire già da domani, insomma, volevo che lo sapeste, ma soprattutto se riusciamo vediamo di non abbandonare i rifiuti, di lasciare i sacchetti, la spazzatura dentro, veramente non è il momento di farci perdere ulteriore tempo, insomma, ecco. Però sappiate che stiamo agendo un po' in tutta la città, questo lo dico perché era arrivata una segnalazione particolare qui. Poi, sì, allora c'è l'elenco delle persone, cioè delle aziende, dei negozi o delle aziende che fanno distribuzione alimentare o distribuzione di cibi pronti, l'abbiamo iniziato, l'abbiamo già messo, l'abbiamo fatto vedere ieri,
ed è operativo su Dime. Se voi andate dentro sempre c'è uno spazio, c'è proprio l'elenco, giusto? C'è l'elenco diciamo, degli esercenti che costruiscono questo servizio. Oggi nella riunione abbiamo dato mandato all'ufficio del commercio anche di controllare, di chiedere a queste persone se ci danno qualche indicazione in più della tipologia del servizio, cioè all'inizio molti esercenti, insomma, che sono anche segnati nell'elenco, hanno iniziato, adesso sono stati subissati anche di domande, per cui a loro dico, magari se potete evidenziare meglio nell'elenco in quale area preferibilmente fate le consegne, però è chiaro che sono rapporti tra il privato che acquista, che chiama, e l'esercente che consegna. Chiaramente noi staremo attenti che non ci siano attività speculative, le persone che abbiamo nell'elenco le conosciamo e sappiamo essere delle persone che si sono veramente offerte per dare una mano. Dobbiamo sempre controllare, eventualmente raccogliamo le vostre segnalazioni, eventualmente depenniamo dalla lista persone che non si comportino bene, insomma, ecco, su questo abbiamo dato mandato agli uffici del commercio di fare questo controllo. Faccio una richiesta a tutti gli esercenti che possono avere interesse a farlo, anche ristoratori che non possono avere l'attività aperta ma possono però lavorare per poter consegnare a casa, se si organizzano ci può essere effettivamente un interesse da parte di tanti di avere anche i pasti pronti. E chiaramente si devono riorganizzare queste persone con un listino, con qualcosa. Suggeriremo un'altra cosa, che adesso ne parleremo anche direttamente con gli esercenti, quelli che sono aperti, anche i supermercati. Se si riuscisse, lo dico anche ai piccoli commercianti che magari sono uno o due e non riescono a prendere gli ordinativi intanto che stanno lavorando, perché magari c'è il cliente in negozio, potrebbero pensare di avere un orario su cui magari anche senza dover fare per forza la consegna a domicilio, ma almeno prende la prenotazione della spesa, così uno si può telefonare oppure manda una mail, se questi, diciamo, signori o mettono a disposizione una mail loro o un numero di telefono su cui raccoglie, possono raccogliere le prenotazioni, magari non so, da una certa ora a un'altra, un momento in cui ritengono loro di avere disponibilità, lo mettono nell'elenco che noi abbiamo pubblicato e per cui le persone sanno che magari vanno fuori comunque a ritirarla, ma non devono fare la coda, aspettare tutto, fanno una coda a parte perché la spesa è già pronta. Potrebbe essere un'idea, la lancio così. Adesso sentiamo con le categorie, noi chiameremo anche direttamente gli interessati, ma magari tanti che hanno negozi e attività legittimamente aperte sappiano che potrebbero dare questa disponibilità. Uno dice, guardate, sono disponibile, allora non faccio consegna a domicilio, ma prendo prenotazioni. Questa cosa potrebbe avere sì, un interesse importante per le persone che restano meno fuori, fanno meno coda, ecco. E questo è un suggerimento. Poi qui c'è una mail che mi è arrivata dal titolare dei supermercati Bailo a Canareggio e il Simpli a Castello, che dice: da giorni noi ci stiamo impegnando a portare la spesa a casa. Il servizio è del tutto gratuito da parte del supermercato Bailo. Attenzione che le stesse cose le farò con chiunque mi scrive e mi vuole dare ulteriori informazioni, chiaramente. Finché non abbiamo attivato un sistema dappertutto può essere utile. Il servizio è del tutto gratuito da parte del supermercato Bailo, mentre al supermercato Simpli, per problemi di logistica, è gratis, diciamo, lo aggiungo io, lo è soltanto per gli invalidi e le persone oltre i 65 anni. Cioè gli altri dovranno, penso, immagino, pagare il servizio di consegna, credo. È stato creato un volantino, mi dice il titolare dei supermercati, è stato creato un volantino che si può consultare tramite 2 pagine di Facebook o ritirare nei 2 negozi. Ecco qua, io mi sono fatto dare le 2 pagine, i nomi delle pagine sono Bailo Supermercati e Simpli Venezia Castello, Simpli scritto con la Y, Simpli Venezia Castello. In queste 2 pagine voi trovate appunto l'elenco dei prodotti che si possono, insomma, ordinare e si possono ordinare anche telefonicamente. I prodotti sono codificati da 1 a 150, cioè solo quelli potete ordinare, e si può fare un ordine anche telefonicamente in maniera molto semplice, dando la possibilità di farlo anche a chi non ha molto dimestichezza con la rete internet, poi si può farlo anche molto probabilmente al telefono. Anche qua, se diamo aiuti, potrebbe essere magari che riusciamo a consegnarlo anche nelle isole. Qua adesso dobbiamo vedere, noi abbiamo trovato che a Burano diventa un po' più complicato perché il costo del trasporto per un pacchetto è complicato. Adesso vediamo anche a Burano se c'è qualcuno che magari ha interesse, qualche negoziante o qualcuno vicino che ha interesse a dare un servizio,
noi con l'amministrazione cercheremo di dare una mano, insomma, se è possibile, però sono sempre attività private tra privati. Noi nell'elenco cerchiamo di renderli il più trasparenti possibile, in maniera tale che poi ognuno fa le sue scelte, evidentemente, questo è chiaro. E anche qua ringrazio questo. Ecco, poi ho questa lettera, questa la voglio leggere, tocca abbastanza perché non tocca soltanto un caso di una persona, ma credo sia significativo su quello che è la preoccupazione di tanti che sono a casa, tanti poi tra l'altro molti a Venezia, in questi luoghi anche penso anche del litorale, dove c'è una forte presenza dell'industria turistica. La leggo e poi cerco di dire un po' quello che possiamo fare a oggi, che posso dire. Illustre Sindaco, mi chiamo Pinco Pallino, sì, un nome a casaccio, ho detto non dico il nome, insomma. E dopo aver letto la sua richiesta, eccetera, eccetera, perché io ho chiesto attraverso il Gazzettino, nell'intervista, ho chiesto che ci sia un ulteriore allungamento per la CIG per il turismo a Venezia, cioè che dalle 9 settimane che hanno garantito le portino almeno a 12, perché è evidente che, ripeto, si partirà molto con rallentatore, dobbiamo immaginarsi una ripartenza con rallentatore, dobbiamo guardare uno scenario di almeno 12 mesi, se poi è prima tanto di guadagnato per tutti, però è evidente che dobbiamo partire così. Le scrivo per esporre la drammatica situazione dei lavoratori dipendenti stagionali, quali sono io, operanti in questo caso nel settore del trasporto turistico privato a Venezia. A marzo avrei dovuto iniziare la stagione lavorativa, ma a causa della pandemia da Covid-19 sono rimasto, come moltissimi altri lavoratori, senza lavoro. Sicuramente la stagione lavorativa non inizierà più, la sua dice. Al momento usufruisco dell'indennità NASPI, che a breve terminerà. La NASPI è l'indennità di disoccupazione dei lavoratori temporanei, in questo caso stagionali, dopo almeno 6 mesi di lavoro, e la NASPI però a lui termina fra un po'. E dice lasciandomi senza reddito e senza alcun ammortizzatore sociale, perché anche allungare la cassa integrazione a 12 mesi, come io suggerivo, questo vale per i lavoratori che hanno un lavoro e vanno in cassa integrazione, ma questa persona insieme a tanti altri, come insomma facile anche intuire, questi non hanno nessuna cassa integrazione, non c'è niente. Ecco perché stiamo provando a scrivere gentilmente, con tutta la modestia del caso, senza polemica, al governo dico ascoltateci che mettiamo insieme un provvedimento, nel frattempo la politica cercherà di capire come l'Europa ci deve finanziare, se con le regole, senza regole, ma nel frattempo prepariamo la manovra, facciamo in modo di trovarci pronti a fare degli scenari nel momento in cui dovessimo effettivamente riuscire a convincere l'Europa che deve aprire i cordoni per dare una mano a una situazione così devastante. Non possiamo prima fare la battaglia per i soldi e poi quando li otterremo ricominciamo a discutere sulla manovra. Facciamo le due cose insieme, prepariamo una manovra. Questo è una persona, è un lavoratore, è uno schema, questa è una persona che ha sempre lavorato, aveva un suo equilibrio, una sua cosa, che gli è saltato, dobbiamo segnare. Io ve la segno pubblicamente perché per capire le cose che cerco di dire quando parlo di soldi. Su questo qualcosina ne capisco poco e dico forse queste cose sono la carne vera della città. Ecco, a queste persone lui continua, finisco perché in un'ottica di ottimismo, pensate, una persona che sa che ha perso anche l'ultima indennità di disoccupazione e non ha il lavoro, in un'ottica di ottimismo, spero che questo serva ai tanti che invece hanno tanto e continuano a chiedere sempre. A persone così va tutto il mio rispetto e la mia dignità. La loro dignità deve essere esempio di tutti. Un'ottica di ottimismo, spero che la stagione possa riprendere nel 2021. Se così fosse rimarrò disoccupato per più di un anno senza possibilità di accedere a qualsiasi indennità, così come la legge è esattamente come dice lui. Questo problema riguarderà la mia categoria e moltissime altre, coinvolgendo tantissimi lavoratori e le loro famiglie che si troveranno in una terribile condizione, quello che dicevo prima, la guerra e il dopoguerra, questo è il vero problema. Attenzione, io aggiungo, questo è un dipendente molto probabilmente da quello che ho capito, ma poi ci sono le partite IVA, stessa roba, reddito zero, non è che da domani ricomincia, va via l'epidemia, uno dichiarerà siamo fuori, tutti eroi, sì, vero, salvata la pelle, bene, ma da quel momento là che facciamo? Allora forse sarà il caso di cominciare adesso a pensarci. Le partite IVA sono a reddito zero,
L'economia, quando io ho parlato della filiera turistica che va protetta, è reale questa cosa, ci sono gli imprenditori, c'è l'albergatore, c'è il ristoratore, ma ci sono anche tutte quante le altre figure attorno, è tutto l'insieme che va protetto, va capito, perché poi noi siamo certi che il turismo ricomincerà, magari non dovremo farlo arrivare a quei numeri che sono arrivati prima, tutti zitti, tutti siamo andati avanti, per quello noi abbiamo confermato, abbiamo traslato in là il contributo d'accesso, perché noi non vogliamo più che si torni come prima, però un conto è volere, un conto è avere anche le responsabilità, i poteri per poterlo fare, che ancora oggi non ci sono dati, perché ancora oggi non hanno finanziato, come io ho chiesto più volte, i famosi 150 milioni per la legge speciale, altro che pensare di rinnovare la legge, cominciamo a dire la legge che c'è, la finanziamo, l'abbiamo chiesta perché è successa una tragedia a Venezia, noi ne abbiamo avute due. Questa è la seconda che arriva sopra le rovine dell'Acqua Granda. Ecco, a proposito di questo, noi abbiamo chiesto per l'Acqua Granda, abbiamo detto guarda che Venezia si sta sbriciolando, è sulle spalle dei veneziani. L'abbiamo presentato, abbiamo fatto tutto nel modo giusto, nelle regole giuste. Nel comitatone che è stato fatto prima, subito dopo insomma, l'alluvione, noi abbiamo presentato la richiesta della città di essere rifinanziata come è sempre stata in passato. 150 milioni di euro all'anno per 10 anni. Questo perché, lo dico per chi guarda, che non sa, cioè noi una parte di questi soldi vanno dati come contributo ai privati per mettere a posto le fondamenta delle case che vengono giù, perché sono case che sono a contatto con l'acqua salata. Gli impianti di queste case hanno dei costi enormemente superiori a una casa normale e Venezia è un patrimonio dell'umanità, non ce la facciamo a reggere da soli. Noi, il centro storico, non mi stancherò mai di ripetere, non ha un sistema di fognature, non ce l'ha, non c'è proprio. E allora quel sistema va fatto, è un problema ambientale, vero, questo sì è un problema ambientale, altro che andare a vedere se abbiamo o no potato un ramo, perché l'albero va potato, poi c'è chi non la pensa così e poi casca a ramo, vi ricordate quelli che dicevano che non bisognava fare i vaccini? Dopo ne riparleremo di queste robe qua, o quelli che ce l'avevano con i turisti e spariti tutti. Ecco, adesso parlino dei turisti, quelli che ce l'avevano su con i turisti. Ecco, adesso parliamo quando adesso dovremo andare a fare i conti su tutti i servizi della città. Io penso che quei soldi che stiamo chiedendo, che abbiamo motivato, che sono sempre stati dati per finanziare una legge speciale che è nata, pensate, dopo l'alluvione del 66. È andata avanti per molti anni, siamo riusciti, tutte le amministrazioni precedenti ovviamente, non io, sono riuscite a mantenere la città. Poi quando si è pensato di iniziare a costruire il Mose, i soldi, non l'ho detto io, sono stati dirottati semplicemente a un'opera che tra l'altro non è neanche finita. Allora da una parte abbiamo detto finite l'opera, dall'altra ci volete ripristinare quel finanziamento, poi cominceremo a discutere su rinnovare le leggi speciali, i poteri, a chi andranno, ma prima il finanziamento, 150 milioni di euro all'anno, allora magari con quei soldi qualcosina riusciamo a fare per salvare la città. In più va finito il sistema antincendio, metà non è finito, va completato, vanno attrezzate tutte le risorse migliori per far vedere che il mondo, che l'Italia riparte e se ci sarà un piano di grande sviluppo bisogna partire dalle grandi città che sono il nostro e dalle grandi imprese, dobbiamo finanziarle in maniera tale da proteggerle da attacchi esteri, da altri che potrebbero, speculatori che potrebbero comprare le nostre migliori imprese, i nostri migliori brand a una pipa di tabacco, magari per chiudere e portare l'economia da un'altra parte. Ecco, questa è la vera difesa. Ma io non vi tedio su questo. Torno a questa lettera di questo signore. Allora, cosa posso rispondergli se non che ha ragione? E non rappresenta una persona, rappresenta una categoria importante che fra poco lui resta senza letto. Allora, per essere esatti, il governo nel decreto che ha emanato martedì 17 marzo, è il numero 18, 17 marzo 2020, il decreto, lo dico a questo lavoratore, a questo disoccupato, mi spiace, ma è così, ma questo è un lavoratore perché lui stava pensando, sarebbe già stato assunto. All'articolo 29 cita così, indennità a lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Dice, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1 gennaio 2019, l'anno scorso, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, per cui proprio esattamente lui, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
è proprio il caso di questo signore e di tanti altri, è riconosciuta un'indennità, attenzione, per il mese di marzo, questo è scritto non per altri, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Per cui questo decreto lei ha diritto di avere 600 euro per il mese di marzo. L'indennità di quel presente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, per cui dovrebbero essere netti. Cosa dice però, e lo dico per chiarezza, perché è per questo che bisogna leggere il decreto, guardate che pagine, bisogna mettere le mani su sta roba qua quando ho detto che alcune cose sono sbagliate, non era per fare il problema, ma tutt'altro, ma per risolvere i problemi di questa gente, perché è scritto nel punto, nell'articolo 2, cioè l'articolo è sempre il 29, ma è al punto 2, questo era il punto 1, al punto 2 dice l'indennità di cui è il presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, per cui al signore che mi ha chiesto, sindaco, cosa devo fare, dico, guardi, intanto per avere i 600 euro, questo è, lei deve fare domanda all'INPS, e nel limite di spesa complessivo, cioè a livello italiano, non hanno detto paghiamo tutti i 600 euro che arriveranno, ma hanno messo un limite di spesa complessivo di 103 milioni per l'anno 2020. Noi pensiamo che questa cosa vada allargata almeno a tutto l'anno che cui questa persona per il momento resterà senza lavoro. A lui dico poi, soprattutto a tutti gli altri, dico guardate, sicuramente io mi impegno a inserire, come avevamo già cominciato a fare con l'assessore al bilancio, abbiamo cominciato a dire che cosa va fatto per poter portare il nostro, se ci chiameranno, però ci faremo sentire in qualche modo, porteremo anche questa richiesta di finanziare la NASPI, mi impegno a portarla al governo perché sono loro che devono decidere con l'INPS di mettere delle risorse su questa cosa, perché proteggere i lavoratori vuol dire proteggere il prossimo sviluppo, non possiamo perdere questa gente perché è un momento, ma non è un momento di 9 settimane, è un momento più lungo. Poi la seconda cosa che dico, questo lo dico in generale, potrebbe essere che qualcuno debba ripensare anche per quest'anno, come già lui stesso ha detto, il turismo ricomincerà, anche se io sono un po' più ottimista, spero che ricominci un po' prima, io spero che se siamo bravi anche a raccontarla bene tutti insieme, che la città ce l'ha fatta, eccetera, io spero che già a settembre cominciamo a vedere un po' di luce. Sono sincero, io sono convinto invece che da un certo punto di vista, se questa epidemia fosse stata localizzata come è stato all'inizio, solo su Venezia era un problema, perché ci avrebbero visto come gli appestati del mondo. Tutto sommato adesso il mondo intero è in pandemia, cioè c'è dappertutto, perché quando dichiareranno la chiusura, speriamo il prima possibile, ma quando sarà la chiusura la gente non è che starà sempre a casa sua, comincerà a girare per forza ancora. Venezia è sempre Venezia, ecco, questo è una mia convinzione e credo che non sarò smentito. E immagino, ecco, che però a queste persone va detto anche questo, ci sarà forse qualche persona in meno che verrà da fuori, qualche trasportatore dell'est che magari per il momento non si oserà venire, sono fermi di trasporti, fermo il turismo, ma anche i lavoratori, chissà che si apra qualche sbocco lavorativo magari in altri settori, in altri luoghi, anche su questo però io il consiglio che do io è sì all'INPS per avere i 600 euro, ma con 600 euro cosa fine ne fa? Bisogna andare a cercare anche altri lavori e darsi da fare, su questo il Comune darà tutti gli aiuti possibili, faremo le liste come abbiamo fatto le liste delle disponibilità oppure le liste dei luoghi dove rivolgersi. Ovviamente la risposta non era solo per lui, ma la risposta è per tutte queste persone. Io avrei ancora da dire qualcosetta, posso dirla. Allora abbiamo il rapporto della polizia locale di ieri, come sempre ogni giorno do un rapporto della polizia locale legato al coronavirus. Abbiamo controllato nella giornata di ieri 44 persone, siamo arrivati a 1000. Però le persone denunciate restano 59, per cui vuol dire che le 44 persone che abbiamo controllato ieri, nessuna, cioè tutte avevano le autorizzazioni e tutte si stavano comportando bene, per cui grazie a questo. Anche ieri abbiamo controllato 2 esercizi commerciali, quando dico controllati vuol dire che siamo andati entrati perché non avevamo chiaro certe cose e non c'è stata nessuna sanzione in più, vuol dire che è andato tutto bene. Il totale fino adesso rispetto a questa epidemia ovviamente di 300, è salito a 352 esercizi commerciali, vuol dire tutto controllati, e 5 restano i titolari di esercizi che sono stati denunciati penalmente per essersi comportati bene, insomma. Questo è il rapporto legato a questa cosa qua. Poi nei prossimi giorni farò vedere questa sede, che è la sede della protezione civile nostra, cioè la famosa
smart control room che avevamo pensato, immaginato, finanziato, costruito, non è ancora proprio finita del tutto. Al prossimo giorno con la telecamera gireremo, perché ormai certi lavori sono stati fermati dal coronavirus, eccetera. Però diciamo, abbiamo preso possesso, è molto utile, insomma, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando anche adesso per montare armadi, eccetera. Qui verrà la sede centrale della polizia locale e più in qua la sede della Smart Control Room, esattamente per situazioni di questo genere, insomma, speriamo di questo genere proprio non succedano più. Ecco, voglio ringraziare il signor prefetto, e questo è un avviso più alle imprese, agli imprenditori, alle imprese e ai dirigenti. Allora, penso lo sappiate tutti, ma io sono obbligato a dirlo. Allora, voglio ringraziare il prefetto per un comunicato stampa che ha fatto ieri, che è di fatto una nota ufficiale, che dice esattamente quali sono le condizioni per cui le aziende possono continuare l'attività. Allora, il decreto è abbastanza chiaro, però servivano dei chiarimenti a parte del signor prefetto, che ha dato puntualmente con molta chiarezza. Rinvio tutti gli interessati alla visione di questo comunicato stampa, che è pubblico ovviamente, però lo racconto in poco ai cittadini. Praticamente questa escalation di chiusure, il governo ha deciso, in questo decreto che poi hanno fatto domenica, hanno deciso che le attività che non sono strettamente funzionali o all'emergenza o alla struttura dello Stato, o non sono attività in sostanza che abbiano dei problemi per chiusura, devono chiudere. E il prefetto ha chiarito quali sono le modalità con cui le aziende devono comportarsi. Allora dice, il prefetto, lo dico rapidamente, nel primo punto dice, allora, come si identificano le imprese? Qui i codici ATECO, adesso non faccio una lezione sui codici ATECO, sono codici di iscrizione alla Camera di Commercio per l'inizio dell'attività. Ogni azienda ha uno o più codici ATECO che la rappresenta per codificarla rispetto all'attività merceologica, per cui di produzione, di commercializzazione, di servizio, di altro. E la legge stabilisce nell'allegato A, la legge di domenica del governo, stabilisce l'elenco, pubblica, è pubblico anche questo, l'elenco dei codici ATECO e delle attività ammissibili, cioè approvate, che possono continuare perché hanno necessità per la filiera agroalimentare e per tutte le necessità sanitarie che ha il paese. In più ci sono delle attività che non possono chiudere, che sono le attività a ciclo continuo, quelle degli altiforni. Cito un esempio, la Pilkington, che è un'azienda importantissima, ha dei forni che solo per chiuderli ci vogliono 2-3 settimane, per cui rischiamo che abbiamo chiuso il forno così finì l'epidemia, una stupidaggine gigantesca, servono comunque ancora più persone per chiuderlo che per tenerlo aperto fra un po', per cui non avrebbe nessun senso logico. Il governo correttamente ha detto che queste aziende non devono chiudere. Benissimo. Il prefetto ha precisato e dice a queste aziende, queste che hanno il ciclo continuo, devono mandarci una richiesta, è stato pubblicato sul sito della prefettura il modulo da utilizzare per fare questa richiesta, e devono descriverci la tipologia di impianto. Chiaramente quel tipo di impianti lo sanno, sono tutti informati, però racconta ai cittadini come nasce e quali e perché sono le aziende che aprono e chiudono. Il signor prefetto nel punto 1 parla cita i codici della legge e precisa che anche tutti i sottocodici, perché il codice ATECO è formato da codici e sottocodici, dice tutti i sottocodici di quei codici sono compresi, per cui tutte le aziende che sono autorizzate i codici primi e tutti i sottocodici, perché fanno parte della stessa categoria. Chiaramente in questo caso non è previsto nessun adempimento. Punto 2, i servizi di pubblica utilità hanno tutta una procedura particolare, ma insomma non vi tedio neanche su questo. Vale per questo anche, non soltanto come potete immaginare, insomma, l'igiene pubblica, la sanità, la protezione civile, ma anche per esempio le risorse energetiche, risorse naturali, l'amministrazione della giustizia, i trasporti, le poste, telecomunicazioni, le radio, TV, l'istruzione pubblica. Queste attività dovranno comunicare al prefetto dove sono ubicate, insomma, in maniera tale che sia tutto quanto chiaro, e anche qui c'è l'attività per farlo. Poi al punto 3 parlano delle attività che sono funzionali invece alle attività di filiera, cioè esistono queste aziende che possono restare aperte, ma per restare aperte hanno dei servizi o dei prodotti che sono collegati in filiera, sono necessitati di quella filiera. Allora, quelle aziende che forniscono quei prodotti, quei servizi in filiera, è chiaro che deve restare aperto, se no chiude anche l'azienda.
e quei servizi devono invece autocertificarsi, devono mandare una dichiarazione al prefetto per dire guarda che io fornisco quell'azienda, quel settore, e devono fare delle autocertificazioni. C'è il modulo in prefettura, il prefetto ha dato con questa disposizione una chiarezza e dice nel frattempo, siccome stiamo parlando che ci sono qualche centinaia di persone, di aziende che scrivono al prefetto perché oggi è l'ultimo giorno che si poteva tenere aperto le industrie per chiudere i magazzini, per caricare, per scaricare, per fare le consegne, perché poi per mettere in sicurezza gli impianti, perché da domani queste aziende sono chiuse. Salvo queste, allora queste fanno un'autocertificazione e la mandano in prefettura. Il prefetto dice, voi me la mandate, io faccio i controlli, ma non riesco a farli tutto lo stesso giorno, per cui intanto potete continuare a lavorare, salvo che io non vi dica che non va bene, per cui silenzio assenso. E questo è il motivo perché, insomma, voglio ringraziarlo perché, insomma, si è compreso perché la confusione che stava regnando, insomma. Si consiglia ovviamente quando si fanno queste dichiarazioni, lo dico anche a voi, di utilizzare il modulo che ha proposto la prefettura e poi c'è il punto 6 che appunto parla di questi impianti a ciclo produttivo la cui interruzione può generare danni all'impianto stesso o addirittura pericoli di incidenti ben peggiori e chiede ai responsabili di mandare attraverso il modello della prefettura le condizioni di attività dell'impianto industriale. Basta, poi dicevo che appunto entro il 25, che è oggi, poi questo serviva appunto per l'eventuale spedizione della merce in giacenza ove fosse necessario, ecco, e tutto il resto la prefettura lo vedrete scritto in questo comunicato stampa che il prefetto ci ha mandato. Sì, poi ecco una cosa importante, voglio salutare tutti i giovanotti della terza età, cioè tanti giovanotti che sono o in casa di riposo o a casa, insomma mi raccomando, state in casa. Ho visto un filmato bellissimo di uno che faceva una esperienza di voga, domani se lo troviamo lo facciamo vedere sul balcone, bellissimo, proprio bellissimo, per cui insomma se riuscite, state in casa è obbligatorio, perché così ne veniamo fuori prima, però insomma vi vogliamo bene, siete il nostro passato, ma tutto sommato siete anche il nostro futuro, dobbiamo proteggervi, insomma, ecco. Per cui un bacio, un abbraccio grande, ovviamente simbolico, da lontano, però insomma cercheremo di fare dei collegamenti più diretti anche con le case di riposo, con i centri anziani, con le comunità, con gli anziani dappertutto. Io li chiamo i nostri giovanotti e giovanotte, insomma, ecco, che tante volte siete più vispi e più svegli di noi. Anche qui, magari, fateci delle foto, fateci delle foto, dei filmati di quello che state facendo, tipo questo, magari domani lo lanciamo sta cosa, di questo anziano che si è pigama di me, cioè ha fatto un'avvocata che soltanto il video io lo so stufo, si è messo con degli elastici sul Poggiolo a Venezia e ha fatto un'avvocata, se non mi ricordo se è andato a Sant'Erasmo, dove adesso non mi ricordo, a prendere uno spritz, ma con la fantasia lui ha fatto la sua avvocata. Complimenti veramente. Se riusciamo a fare, non so, vi state facendo, cioè, vi state parlando con vostro figlio col telefonino, non lo so, fatevi filmare quello che fate, leggete un libro, vi state raccontando una barzelletta, insomma, facciamo delle cose che restino, aspettiamo le vostre foto, i vostri video, cari giovanotti e giovanotte. Su questo voglio salutare la signora Elisa, che è a casa da sola, perché non vuole nessuno, tra l'altro, manda via anche la banana e non vuole nessuno. La signora Elisa è in gambissima, e allora a nome di tutti, penso che la signora Elisa, che spero che mi ascolti, se no domani gliela mando in replica, insomma a nome di tutti e domani chiameremo le altre, insomma, scriveteci che noi vi salutiamo, e poi festeggiamo tutti quanti insieme. Comunque se avete bisogno di qualsiasi cosa 041 per qualsiasi emergenza, bisogni, robe particolari, che insomma voi sapete che deve essere utile perché non facciamo cose, ma sull'emergenza però siamo qua, siamo a disposizione per darvi una mano, per farvi anche tutte le coccole ovviamente a distanza che è possibile fare. Anche qua un'altra dedica speciale che mi è arrivata è a tutti i volontari e le volontarie della Croce Verde. La Croce Verde tra l'altro viene utilizzata da noi, da quel comune, con la nostra protezione civile per consegnare
i pasti alle persone in quarantena, quelle che devono stare a casa per forza, perché c'è un modo per approcciare, perché non sono i volontari, fra virgolette, quelli nostri della protezione civile del comune, ma abbiamo fatto un accordo con la Croce Verde. Insomma, io voglio lanciargli questa dedica, questo ringraziamento a questi volontari. Insomma, forza Fioi, forza Fieghe a Femo, davanti così che va bene così. Ecco, questo vale per loro. E poi domani, ecco, poi c'è da chiudere, così chiudiamo, dicendo che, beh, intanto il nostro, ah no, aspetta, no, prima di chiudere bisogna far vedere il video della Roberta della Casa del Parmigiano, cioè prima, dopo chiudiamo in bellezza con i festeggiamenti, eccetera. Festeggiamenti, cioè, per dire, quelli che dovevamo fare. E c'è un video che è stato registrato oggi di una signora, una commerciante, e io farei, se riusciamo a farlo partire, abbiamo una regia straordinaria, che si sta ancora attrezzando da morire di questo, però dovremmo registrare il backstage di una puntata che facciamo, così resta. È pronto, lanciamo il video, attenzione al video. I nostri clienti vengono, sono bravi perché vengono a fare le spese cercando di strutturarle in modo da non venire costantemente ogni giorno a prendere la piccola cosa, ma facendo una spesa che sia sufficiente per la settimana, insomma, per un tot di periodo, che questo noi lo riteniamo molto importante. Per quanto riguarda la nostra attività, appunto, io vedo che si sta muovendo questa cosa, insomma, di organizzarsi, di non uscire spesso, anche così un'occhiata che noi diamo al mercato, vedo proprio le persone si sono organizzate. Molto bravi perché viene una persona, si aspetta il turno, si mantengono le distanze, quindi devo dire veramente noi siamo anche felici di questa cosa, che non ci siamo trovati nella situazione di dover istruire, tra virgolette, il cliente sul comportamento. Devo dire, come città io sento anche tanta positività, tante persone che vengono, hanno attività che sono chiuse in questo momento, ma li vediamo con voglia che passi il momento di ripartire, di fare, sento anche tante idee nuove su cosa fare nel dopo, quindi insomma da questo punto di vista speriamo bene, ecco, speriamo che ci sia effettivamente una positività. Abbiamo anche avuto delle difficoltà organizzative, ma insomma l'abbiamo fatto e noi abbiamo inserito guanti e mascherine ben prima che fosse richiesto, proprio perché abbiamo ritenuto che potesse essere un qualcosa per proteggere un po' noi e proteggere il cliente che abbiamo davanti. Facciamo la consegna a domicilio, ci siamo attrezzati, ci sono tutti dei tempi tecnici e siamo iscritti al servizio del comune Dime, che appunto pubblicizza le attività che fanno questo servizio. Anzi, se qualcun altro che fa le consegne a domicilio vuole inserirsi in questa lista sarebbe cosa buona e giusta. Non pubblicizzeremo in altri modi perché comunque pensiamo che il servizio del comune sia già sufficiente, oltre alla nostra clientela che magari lo vedrà visivamente, e dedicheremo un numero per tutte le ordinazioni, una modalità di consegna per sestieri e quindi ecco, noi ci siamo attivati in questo senso. Bravi, no, bravi, bravi, è l'esempio. Ecco, questa è la lista, è già cresciuta un po', comunque andate sul sito di Dime, la trovate aggiornata e lì li vedete meglio. Noi adesso magari sull'ultima colonna cercheremo di migliorarla, oltre a scrivere consiglio a domicilio, vediamo di mettere, magari domani prepariamola un attimo, aggiungiamo una colonna, 2 colonne dove scriviamo l'area ideale, insomma, di intervento, sempre considerando che se uno fa una spesa magari un po' più cospicua, magari uno fa anche un po' una distanza un po' in più, insomma, sempre commercianti sono, capito? Per cui noi mettiamo un'area di riferimento, però chiaramente questo è fatto nel comune di Venezia, però ecco, lancio questa cosa, questa lista la facciamo aperta anche negli altri comuni, basta che i commercianti cominciano a dare segnalazioni, non c'è bisogno di niente, ci scrivete 041 041 è il numero, diciamo, più di emergenza per sapere informazioni, eccetera. Su Dime ci mandate una mail, ci scrivete, lì abbiamo anche, ecco qua, vedete, abbiamo per la registrazione a domicilio, ecco, registrazione esercizio commerciale con a domicilio, questo non vale solo per i commercianti o gli esercenti del Comune di Venezia, la facciamo valere in tutti i comuni della città metropolitana di Venezia, per cui basta che ci dite categoria, sottocategoria, denominazione, come si chiama il negozio, l'indirizzo, chiaramente qua ci mettete anche il comune e che servizi fate, consiglio a domicilio oppure raccogliamo soltanto la prenotazione, ci mettete l'orario
preferibile per avere la prenotazione e il numero di telefono per poter poi fare la prenotazione. Noi tutti questi servizi li controlliamo molto, diciamo, velocemente e li inseriamo sulla lista, così i cittadini hanno un servizio sempre più evidente. Lo dico anche ai supermercati, secondo me, se riescono a dedicare un personale, qualcuno, a raccogliere almeno le prenotazioni, potrebbero preparare già tutto su una scatola, già su un sacchetto, magari codificano i loro clienti per avere la certezza che poi sì, uno non ti va a far perdere tempo, insomma no, c'è un modo, per poi ognuno si comporterà come crede, però il codice di fedeltà del cliente, e tu sai che quel codice, quella password che gli hai dato ti può consentire una prenotazione, si perde meno tempo e magari fai un sito internet dove vedi i prodotti, la gente da casa sceglie, e credo che questo nuovo modo dovrebbe avvantaggiare molto il negoziante di vicinato. E credetemi, anche a quelli che non l'hanno ancora fatto, attivatevi il prima possibile su questa cosa perché potrebbe darvi soddisfazioni. Ok, diciamo che per le notizie tecniche per oggi avrei finito, anche il fatto che non ci siano cose negative, che tutto sta funzionando ancora per il momento, direi bene. Domani poi, come sempre, anche domani facciamo la stessa puntata alle 4, oggi sono preso 5 minuti di ritardo, domani un minuto prima, no, alle 4 precise dobbiamo fare stavolta. Facciamo anche una sigla magari, se qualcuno vuole fare una sigletta, così Comune di Venezia, Città Metropolitana, perché entrambi è giusto avere, ci mettiamo anche un logo dove ci sono i loghi, non so, dei comuni di tutti quanti, cioè da fare una roba di grande comunità. Allora chiudo con due insomma, come posso dire, auguri. Allora, uno al Patriarca Moraglia, che oggi, proprio oggi, compie 8 anni di servizio a Venezia come patriarca. Francesco Moraglia, da parte di tutti, penso, vogliamo significarti i nostri più grandi ringraziamenti e più deferenti saluti. Speriamo nei prossimi giorni, lo inviteremo magari a fare un intervento qui in questo spazio, o anche a venire personalmente, ma credo sia sufficiente, o fare un collegamento in diretta o darci un segnale registrato, insomma, credo che possa, una benedizione generale ci fa bene. E poi voglio ricordare comunque, anche pensando ai dolori personali, in questo caso voglio ricordare Bepi Covre, che ci ha lasciato ieri, io l'ho saputo questa notte, purtroppo non subito, e ci eravamo sentiti 2 mesi fa, dovevamo vederci, poi con questa cosa dell'epidemia non siamo riusciti, lui era già malato, abbiamo perso una persona intelligente, una persona importante, una persona con cui ho condiviso, non ci siamo mai conosciuti diversamente per altre cose, ma ho sempre stimato, sempre conosciuto per la sua intelligenza e onestà intellettuale. Lui è stato un grande difensore del federalismo, quello vero, quello genuino, quello che non era contro qualcuno, ma era per una riorganizzazione dello Stato in chiave veramente federalista. Ci mancherà, non ci mancherà però il suo cuore, il suo pensiero, che continuerà in mezzo a noi, perché quelle idee che nascevano in qualche modo a quel tempo da una Lega, diciamo, originale, forte, che veniva fuori dal tessuto proprio popolare del Veneto, ecco, lui è stato una grande persona e avremo tempo e modo di ricordarlo in altri luoghi, in altri contesti. Dovevo andare proprio a Oderzo, c'era il direttore del Gazzettino che presentava un suo intervento, e non sono riuscito ad andare, mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla sua famiglia, ai suoi familiari, ma penso che tutti abbiamo perso qualcosa di importante. Lo faremo poi con tutte le persone, purtroppo veniamo a saperlo tante volte anche in ritardo, insomma. Ecco, l'ultima cosa, una nota che doveva essere di grande felicità, è una cosa bella, è un ricordo della nascita di Venezia. Oggi sono proprio oggi, 1599 anni dalla nascita di Venezia. È nata nel 421, però arriviamo giusti per prepararci alle grandi celebrazioni dei 1600 anni il prossimo anno. Il prossimo anno faremo bagordi, non so, ci inventiamo qualcosa di speciale, perché penso che tutti se lo meritino, insomma, cioè, per 1600 anni è andata avanti, andrà avanti per altri 1600, alla faccia di chi ci vuol bene. Io spero di avervi fatto sorridere, insomma, faremo altre iniziative, domani ci risentiamo ancora alle 4 del pomeriggio e duriamo finché duriamo. Scriveteci i vostri racconti, i vostri pensieri, le vostre osservazioni, le proposte, facciamo comunità. E poi da domani cominceremo qualche chat
dove magari se riusciamo faremo delle prove, facciamo venire magari 100 persone tutti in rete e vediamo, parliamo di qualche argomento che ovviamente sia attinente alla vita, magari alla vita di questi giorni, al modo come si gestiscono in famiglia gli esercizi spirituali piuttosto che quelli igienici o altro, i compiti che tanti insegnanti stanno facendo ai nostri figli. Buona serata a tutti, a domani.